Era finito con la sua auto nel canale Brentella, ingrossato dall'acqua del Piave nei giorni della piena di metà novembre, e solo oggi il tettuccio della sua Suzuki Jimmy è riapparso in superficie. È tragico l'epilogo delle ricerche di Angelo Dalla Favera, l'anziano scomparso dalla sua casa a Quero nel primo pomeriggio del 17 novembre scorso. Una domenica terribile dal punto di vista meteorologico. Angelo era uscito come d'abitudine per andare a giocare a carte in un bar del paese, ma lì dove gli amici lo aspettavano non era mai arrivato. La telefonata che la figlia Monica gli aveva fatto attorno alle 17:30 l'aveva localizzato attorno a Segusino. Dell'80enne però nessuna traccia, salvo 3 fermo immagini delle telecamere di sorveglianza a Quero e poi lungo la Feltrina, a Fener e ancora a Onigo di Pederobba. Il 25 novembre l'appello del sindaco di Quero, Bruno Zanolla, e la richiesta della figlia alla prefettura di scandagliare il Piave. E lì, nel canale del consorzio irriguo che preleva l'acqua del Piave, che scorre parallelo alla ferrovia tra Fener e Pederobba, Angelo Dalla Favera è stato ritrovato. Per il recupero sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra dei SUB di Vicenza e i carabinieri della compagnia di Feltre. All'Arma il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. La magistratura ha disposto accertamenti per stabilire le cause della morte dell'anziano. Era una persona squisita, dice il primo cittadino di Quero, che lo ha avuto al suo fianco per 2 legislature come assessore ai lavori pubblici. Titolare di un'impresa edile, Angelo Dalla Favera, dopo la pensione, si era dedicato alla cosa pubblica con grande passione. Cordoglio fra i suoi concittadini vicini al dolore della famiglia.